Sono entrati nel vivo a Santa Margherita Ligure i lavori di messa in sicurezza del tratto del torrente Magistrato, in fase di rifacimento la soletta del Rivo che passa nel cortile di Villa Alberti. Possono ripartire a Chiavari i lavori in via del Pino, via libera della sovrintendenza alla demolizione di parte delle mura medievali della città per l'apertura di un canale di scolo. Chi lavora in appalto soffre stress emotivi e condizioni al limite. A lamentarlo i lavoratori Fincantieri dopo l'incidente mortale di Sestri Ponente. Oggi 4 ore di sciopero nello stabilimento di Riva Trigoso. Torna la linea C a Chiavari. Durante l'estate è ripristinato il servizio di navetta gratuito che collegherà il lungomare con la zona dell'ospedale, passando per la circonvallazione. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. Proprio in questo periodo torrenti e corsi d'acqua di alcune cittadine del Tigullio sono soggetti a lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'alveo. Tra questi anche il torrente Magistrato di Santa Margherita Ligure. La soletta che passa all'interno del cortile di Villa Alberti già da tempo in attesa di essere ripristinata. I lavori sono partiti a maggio e stanno entrando nel vivo. Facciamo il punto con il sindaco. Avviati circa 30 giorni fa. Entrano nel vivo i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del tratto del torrente Magistrato relativo al cortile di Villa Alberti a Santa Margherita Ligure. Nel 2013, in seguito ad abbondanti precipitazioni, si era verificata una fuoriuscita di acqua, tale che il proprietario dell'immobile è stato sollecitato a realizzare i lavori e quindi a farsi carico delle spese, che consistono nel ripristino della soletta e del muro di confine del torrente. Il cantiere dovrebbe chiudersi intorno alla fine di agosto. Questi giorni sono in corso gli interventi nel giardino esterno Villa Alberti, siamo nel centro storico accanto al santuario mariano di Nostra Signora della Rosa, un luogo sul quale passa il torrente Magistrato. Era crollata la soletta ormai da qualche tempo, su sollecito del Comune di Regione Liguria, un progetto concertato con il privato, adesso è in corso tutto il rifacimento dell'alveo del fiume con soletta in cemento armato, quindi messa in sicurezza anche di quella zona centrale della città. Inoltre il sindaco Paolo Donadoni, facendo il punto sul torrente Magistrato, ha colto l'occasione per illustrare la situazione dei restanti torrenti e corsi d'acqua a Santa Margheritesi. In particolare in questo momento, in previsione della stagione estiva, gli interventi di mitigamento del dissesto idrogeologico sono consistiti nella pulizia del torrente San Siro, nella parte a monte dove sono stati recuperati circa 650 metri cubi di ghiaia che, previe verifiche dell'ARPA, sono stati utilizzati per i ripascimenti delle specie di ghiaia. Dunque un circuito virtuoso che avevamo attivato già lo scorso anno, quello di utilizzare il materiale di recupero per i ripascimenti, è stato utilizzato anche nell'anno in corso con soddisfazione per le spiagge pubbliche che si presentano adesso in buone condizioni. Nel contempo siamo intervenuti sempre a livello di spiaggia anche per le altre spiagge di ghiaia di Piazza del Sole sulla risistemazione del materiale lapideo. Veniamo a Chiavari, possono ripartire i lavori di rifacimento delle condutture sotterranee di Via del Pino. Fermi da diversi giorni, è arrivato ieri il via libera da parte della sovrintendenza per la demolizione di parte delle mura medievali per permettere il passaggio di una conduttura. Facciamo il punto. Ho sentito il sovrintendente della Regione Liguria, dottor Tinè, il quale mi ha comunicato che la Commissione ha dato il via libera. Ora l'archeologo incaricato, la dottoressa Campana, dovrà fare il decreto per l'effettiva demolizione. Si tratta di una porzione di muro cinquecentesco della città di Chiavari, solo per la parte necessaria per far passare questo condotto per la messa in sicurezza della città di Chiavari durante le piogge intense, durante le alluvioni. Sono molto contento di questo via libera e ringrazio la sovrintendenza, in primis l'architetto dottor Tinè. Questo tubo cosa permetterà di fare? Di alleggerire comunque il carico delle acque piovane su un condotto già esistente ma non abbastanza capiente per portare le acque al mare. Vi sarà un accesso diretto dalle acque da Via del Pino verso Corso Garibaldi senza fare tanti giri, curve a 90 gradi di tutte le acque piovane. Permetterà quindi un accesso diretto al canale che è in Corso Garibaldi, un canale primario, tutto per garantire la sicurezza dello scarico delle acque pioviane che, come abbiamo visto nei lavori che stiamo facendo anche adesso in Corso Millo con dei crolli, quindi con pericoli anche per la viabilità, ci ricordiamo tutti cosa è successo a Roma negli ultimi mesi con il crollo proprio della strada, per la messa in sicurezza della città di Chiavari durante le alluvioni, la pulizia dei canali, stiamo andando avanti per la sicurezza della città. Su Via del Pino, una volta realizzata questa deviazione, questa condotta, poi si potrà considerare concluso l'intervento?
Assolutamente sì, contiamo di ripristinare tutta la viabilità ancora prima del passaggio della processione in onore di Nostra Signora dell'Orto prevista per il 3 luglio. Ora i temi del lavoro, 4 ore di sciopero a fine turno oggi per i lavoratori di Fincantieri a Riva Trigoso. L'astensione dal lavoro, che coinvolge anche le ditte in appalto, è stata proclamata dai sindacati in seguito all'ennesimo incidente mortale nel quale ha perso la vita un operaio nel cantiere di Sestri Ponente. L'RSU del cantiere chiede un incontro urgente per affrontare il problema. Le interviste. Si evince un problema, quello dei lavoratori delle ditte di appalto che riguarda un po' tutta la Fincantieri. Come lavora un lavoratore in queste condizioni? Un lavoratore in queste condizioni lavora male, lavora sicuramente male, lavora sotto stress emotivo, lavora sotto stress fisico, sono sottoposti a tempi di lavoro importanti con grandi ore di straordinario, e questo sempre a fronte di una riduzione di quelli che poi sono gli appalti, quindi alla fine sempre il lavoratore paga questa situazione, ed è proprio in questo contesto che si stanno verificando sempre più incidenti mortali sul lavoro all'interno della Fincantieri. Non entro nel merito dell'incidente perché comunque sarà la magistratura ad indagare, non sono neanche al corrente di quello che è successo, ma di certo il sistema di tenere dei lavoratori in una situazione particolarmente stressante, particolarmente gravosa dal punto di vista fisico favorisce quelli che poi possono essere degli sbagli e comunque che portano poi a infortuni, e purtroppo ultimamente infortuni mortali. Un sistema che dunque va cambiato, questo voi lo chiedete, con quali proposte? Niente, noi chiediamo di cambiare questo sistema perché ultimamente ci sono stati parecchi morti sul lavoro e noi tutti i giorni siamo a bordo a vigilare su questi fatti che susseguono anche qua a Riva Trigoso, però per adesso noi siamo stati fortunati, fino adesso non c'è stato nessun problema. Noi chiediamo che ci sia un tavolo dove ci sia tutte le organizzazioni sindacali, comprese CISL, CISL e UIL, e in più l'azienda e la regione, dove si possa applicare un tavolo, di cercare una soluzione per limitare il più possibile queste cose qua che stanno succedendo. A luglio ci saranno gli stati generali sul lavoro a Genova, vi basta questo? No, noi vorremmo farlo il più presto possibile e se è possibile in questi giorni fare un tavolo dove si possa parlare di queste cose, perché è un susseguirsi sempre di morti, non va bene questa cosa. Partirà lunedì 18 giugno la nuova corsa gratuita che collegherà il lungomare di Chiavari con il centro e la zona dell'ospedale. È la nuova linea C2 finanziata dal Comune e utilizzerà mezzi ecologici Euro 6 e sarà attiva fino al 16 settembre prossimo. Per salire a bordo non sarà necessario acquistare un biglietto. Un ticket verrà consegnato a chi salirà dall'autista soltanto per una questione di rendicontazione. La scadenza sarà una ogni ora, la prima corsa partirà alle 7 del mattino, l'ultima alle 19. I mezzi di ridotte dimensioni percorreranno tutto il lungomare partendo da Preli, raggiungeranno Piazza Roma, la circonvallazione per arrivare nella zona dell'ospedale, per poi tornare alla partenza percorrendo in senso inverso lo stesso percorso. Ne parleremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ora l'economia. Si avvicina la prima scadenza per il pagamento dell'IMU che va versata in 2 rate di pari importo. La prima, l'acconto del 50% entro il prossimo 18 giugno, la seconda, il 50% a saldo, entro il 16 dicembre. L'acconto va calcolato con aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, come risultano dal regolamento comunale pubblicato sul sito web del Ministero dell'Economia. Ma ora vediamo i dettagli nella scheda della settimana. L'IMU non è dovuta sull'abitazione principale, a meno che non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e non è dovuta sulle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle classi C2, C6, C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ogni categoria, se segnalate al Comune con apposito modulo.
L'abitazione principale è l'immobile il cui possessore dimora e risiede anagraficamente con il suo nucleo familiare. In alcuni casi è equiparata ad abitazione principale e quindi non deve pagare l'IMU come la casa assegnata all'ex coniuge dopo una separazione legale o l'unico immobile posseduto dagli iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. I comuni infine possono equiparare ad abitazione principale la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata. L'imponibile è ridotto al 50% per immobili di interesse storico-artistico, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, immobili concessi in comodato a parenti in linea eretta entro il primo grado, che la usano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda alcune caratteristiche. Sono esenti dall'IMU fabbricati rurali strumentali, immobili destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati, immobili di enti non commerciali solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste dalla legge, fabbricati colpiti da eventi sismici, i terreni agricoli situati in area di montagna o collina secondo i criteri nei quali rientra la maggior parte dei comuni del Tigullio. Da alcuni anni è prevista anche la riduzione del 25% dell'aliquota IMU deliberata dal Comune nel caso di immobili affittati a canone concordato, il 3+2. Per fruire delle agevolazioni i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti richiesti entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il versamento è effettuato con il modello F24 o in alternativa con l'F24 semplificato per chi non possiede partita IVA. Nel calcolo dell'acconto occorre considerare anche le variazioni intervenute nei primi 6 mesi del 2018. Parliamo di Olga e Gigetto Negri, due figure rimaste forse un po' più in disparte rispetto al fratello Don Nando Negri, eppure così significative in famiglia e nel loro cammino di fede. Olga e Luigi, insieme al fondatore del villaggio del ragazzo, sono stati in costante unità di preghiera con le monache benedettine del Santissimo Sacramento di Ghiffa che si trova sul Lago Maggiore. E a loro è dedicato l'ultimo volume, scritto a due mani da Pierluigi Pezzi e Francesco Baratta, dal titolo Non solo Don Nando, Olga e Gigetto Negri, una raccolta di lettere, soprattutto di Luigi, durante la prigionia. La presentazione del libro avverrà il prossimo 6 luglio, 12° anniversario della partenza per il cielo del sacerdote. L'appuntamento è alle ore 21 al Teatro Caritas di Chiavari. Domani iniziano le 3 giornate di festa per la scuola Maria Luigia, venerdì alle 18 l'apertura della 3 giorni a Chiavari e a seguire alle 18:30 l'intervento di Don José Claveria, rettore dell'Istituto del Sacro Cuore di Milano, che dialogherà con i presenti sul tema Educare senza rete. La giornata proseguirà con la cena e con musica e ballo. Sabato si svolgerà il laboratorio di ceramica Adriano Pastori per bambini e ragazzi. Alle 17:30 nell'area esterna della scuola Don Pino De Bernardis presiederà la messa di ringraziamento per i suoi 60 anni di sacerdozio. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Prima la famiglia, questo è il titolo di Avvenire questa mattina. Crollano ancora le nascite, persi 100.000 italiani e il governo guarda pensione e fisco aziendale. Il commento del direttore Marco Tarquinio: sono i sì che salvano, bimbi morti di Stato mai più nati. E Salvini annuncia una rivoluzione con flat tax e cedolare secca per i negozi. Il forum si volti davvero pagina a favore di genitori e figli. Poi un'orrenda notizia che arriva dall'Africa: Ebola, ritorna la minaccia, l'Africa prova a difendersi, già 27 morti, c'è un vaccino sperimentale già in uso. Roma, vortice di corruzione sotto lo stadio, 9 arresti eccellenti, bufera nel comune, politica completata la squadra, commissioni, nuovo nodo per il governo. E poi c'è la tensione tra Roma e Parigi. Macron non si esclusa, l'Italia ha provocato, risposta dura Conte, così niente vertice. Stesso titolo che troviamo sul Secolo XIX. Nei rapporti Italia-Francia sui migranti, gelo, da Macron non arrivano le scuse e Conte verso il no al vertice di Parigi. E poi il commento di Mauro Barberis: il gioco di Salvini a tutto campo che mette all'angolo i pentastellati. Anche qua i pentastellati un po' nei problemi con le tangenti a Roma, sullo stadio trema anche 5 Stelle, tra i 9 arrestati il superconsulente genovese e l'avvocato Lanzalone. Dal costruttore Parnasi soldi a pioggia tutti i partiti. E poi purtroppo la morte bianca a Genova, precipita e muore sulla nave in costruzione, aveva 43 anni, Salvatore Lombardo, nei cantieri navali anche i suoi fratelli.
L'evento mezza maratona e night run, un sabato di corsa a Chiavari e poi lo sbarco in Liguria, yoga sulla tavola da surf, l'ultima tendenza dell'estate in Riviera. Nelle pagine del Levante, nautica perucina veleggia l'ottimismo, la Presidente De Maria al governo, il diporto in crescita, le nuove normative aiutano l'Italia. Ieri la convention sugli scenari economici del settore con 120 addetti ai lavori a Rapallo e c'era anche il sindaco della città metropolitana Bucci. E poi ancora dal Levante Ligure una notizia di cronaca, autoritario e violento, vietato al 18enne avvicinarsi alla sua ex, la ragazza è aggredita in centro a Chiavari, stalking e violenza sessuale, esclusi interessi o legami con gruppi fondamentalisti, denuncia alla polizia, il giovane voleva imporre alla fidanzata presunte regole religiose. Nel cittadino di questa settimana, famiglia ed educazione, un cammino che coinvolga genitori e figli a partire dall'Eucarestia, il tema attorno alla quale sarà incentrata la programmazione pastorale diocesana per il 2018-2019. Il lavoro deve correre su vie veloci. Domenica 10 giugno il mondo del lavoro genovese si è recato al santuario della Madonna della Guardia per l'annuale pellegrinaggio organizzato dai cappellani del lavoro. Massiccia la partecipazione e molte le autorità presenti, tra cui il prefetto Fiammaspena, il sindaco di Genova Marco Bucci e il questore Sergio Bracco. Molti anche gli esponenti del mondo imprenditoriale genovese ligure che si sono uniti ai lavoratori delle aziende per chiedere insieme il dono del lavoro e dell'occupazione. Incontri missionari di Monsignor Pietro Pigollo. Monsignor Pietro Pigollo, missionario genovese, presso la missione interdiocesana a Cuba e a Genova per incontrare la famiglia e la comunità diocesana e per condividere le cose belle che Dio ci trasmette. Per altre notizie all'interno del giornale visitate il nostro sito www.ilcittadino.ge.it. Grazie. Prima di chiudere gli aggiornamenti dalla redazione è pronto Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Da Lavagna andiamo. È stato approvato infatti il nuovo regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili che entrerà in vigore il 23 di giugno. Elaborato per recepire in maniera organica la normativa del codice della strada, disciplina sia l'autorizzazione all'apertura di nuovi passi carrabili sia per la modifica o regolarizzazione di quelli già esistenti. Per verificare la situazione attuale saranno effettuati dei controlli anche a campione per la verifica appunto della regolarità delle dichiarazioni prodotte nelle istanze di autorizzazioni. Se a seguito della verifica dovessero essere riscontrate delle anomalie si procederà ad applicare le sanzioni. Il Comune pertanto invita i cittadini a regolarizzare la propria situazione in ottemperanza al regolamento che sarà disponibile online sul sito internet del Comune. Per informazioni è possibile anche rivolgersi all'ufficio suolo pubblico con ricevimento il martedì e il giovedì mattina dalle 10:30 alle 13. È tutto lì nello studio. Bene, grazie, è tutto per questa edizione del telegiornale. Ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con Tiguli Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.